Una melodia come O Solo Mi non è solo la più bella canzone napoletana, ma la più bella canzone in assoluto. Le parole di Renzo Arbore risuonano tra le mura di Palazzo Reale a Napoli, sulle note delle canzoni della tradizione napoletana. L'occasione? La mostra spettacolo Neapolitan Memories and Songs dell'artista pugliese, a cura di Alida Cappellini e Giovanni Licheri, e realizzata in collaborazione del Polo Museale della Campania, sotto l'egida della Regione. Il percorso espositivo, che si concluderà l'1 maggio 2018, si apre con le foto di un Renzo Arbore bambino e prosegue tra cravatte, variopinti gilet, occhiali, borse, clarinetti, addirittura una collezione di radio. Su un prisma di schermi scorrono le immagini del cantautore, disc jockey, conduttore radiofonico, clarinettista, showman, attore, sceneggiatore, regista e presentatore. In due sole parole, Renzo Arbore. Grazie alla collaborazione con le Teche Rai e l'archivio sonoro della canzone napoletana, il visitatore, al costo d'ingresso di 6 euro, potrà ascoltare i 100 brani preferiti da Arbore, e spesso da lui stesso interpretati e donati all'archivio. Tra gli ospiti presenti all'inaugurazione, Napoli Flash 24 ha incontrato il giornalista scrittore Luigi Necco, in compagnia dell'attore Alessandro Incerto. Renzo Arbore e noi napoletani, noi il circolo del jazz, noi appassionati di jazz, noi appassionati di Miles, noi appassionati di Renzo Arbore, della canzone napoletana, io no, ma loro sì, le ragazze dei balletti alla Tavernetta di D'Angelo, il club degli americani uso a San Marco. Un aneddoto. È una parola. Mi è arrivata una valanga di aneddoti. Come? Un aneddoto, dico, per quanto pare, una valanga di aneddoti. La canzone napoletana è un patrimonio del mondo, come la pizza, degno della tutela UNESCO. Un invito all'eternità, a ricordare le note, tra le tante, che il mondo intona cantando O Solo Mi. E ci lascia con un saluto a modo suo. E che sono Pasquale? Pasquale, tanti auguri veramente da Renzo Arbore e porto fortuna.